Presenta la tua organizzazione, il tuo nome, il nome della tua organizzazione e dove lavorate. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Anes Tobia, sono responsabile dell'integrazione sociolavorativa della cooperativa sociale Il Piccolo Principe, cooperativa che è situata a Casarsa della Delizia in provincia di Pordenone e opera principalmente nella zona della ex provincia di Pordenone, appunto nei comuni limitrofi, la zona del San Vitese, la zona di Azzano, ma un po' tutta la provincia. Ecco. Quali sono le principali attività dell'organizzazione? Allora, la nostra appunto è un'organizzazione, una cooperativa sociale che si dice plurima, quindi A più B, parte di servizi e parte di produzione. In totale abbiamo 10 servizi con 10 attività diverse. Nella parte B abbiamo i servizi alla produzione delle aziende, quindi lavoriamo per conto terzi, per assemblaggio, confezionamento, kit, eccetera. Abbiamo un'agricoltura sociale che ci impegna parecchio perché abbiamo una fattoria sociale e didattica, quindi che accoglie persone in percorsi di inserimento socio-lavorativo e anche accoglie visite didattiche di scuole, punti verdi, eccetera. E vendiamo piante e ortaggi che produciamo noi e anche dei trasformati, eccetera. Poi abbiamo delle squadre di terzisti, abbiamo circa 20 persone assunte che lavorano nei vigneti delle aziende agricole del territorio. Terzo servizio è una mensa, una cucina che produce circa 300 pasti al giorno con l'inserimento di persone vulnerabili, fragili, svantaggiate e certificate. In tutti i nostri servizi abbiamo, chiaramente rispondiamo a questa esigenza. Distributori, poi abbiamo del vending, di snack e caffè, soprattutto prodotti del commercio ecosolidale, quindi il caffè principalmente deriva dal commercio ecosolidale. Abbiamo più di 100 macchine dove si inserisce appunto le chiavette e si può selezionare i prodotti che offriamo. Poi abbiamo una bottega della solidarietà dove vendiamo sempre prodotti del commercio ecosolidale e altri articoli per bambini, libri e anche le ceramiche che vengono fatte dal laboratorio invece della parte A dei disabili del Piccolo Principe, un centro diurno di CSO dove sono inserite persone con disabilità medio-grave che hanno dei laboratori e producono anche delle ceramiche, dei cartonaggi, dei lavori che vengono venduti in bottega. Quindi, appunto, nella parte A della cooperativa, oltre al centro diurno per disabili, abbiamo dei servizi per minori, per dopo scuola oppure punti verdi, abbiamo dei servizi giovani, centri di aggregazione, dove facciamo un sacco di progettualità con le amministrazioni, con le scuole. Poi abbiamo servizio per le famiglie, una casa per donne con figli a carico, più anche dei servizi di domiciliarità, eccetera. Appunto servizi alla disabilità, dove oltre al centro socio-occupazionale abbiamo anche altre attività, dei FAP, dei fondi per l'autonomia possibile, per seguire le persone anche nel tempo libero, eccetera. Abbiamo un progetto di richiedenti di protezione internazionale, quindi una ventina di persone nel territorio che accogliamo in alcuni appartamenti e diamo la possibilità di integrarsi e di poter emanciparsi, trovare magari uno sbocco lavorativo e dare occasioni di formazione. Questo è tutto quello che facciamo. Come è composto il gruppo di lavoro e come siete organizzati internamente? La domanda sì, non è facile da rispondere. Comunque, noi come cooperativa diciamo che contiamo intorno a un 150 lavoratori all'anno circa, compresi circa 100 lavoratori soci, ok, 90, 100. Come siamo organizzati? Allora, c'è chiaramente l'organo del consiglio di amministrazione votato dall'assemblea dei soci, formato da 5 persone, con chiaramente il presidente, Luigi Cesarin, e poi abbiamo creato da 4 anni un organo che si chiama direzione, che ha una funzione di organizzare i vari servizi, di controllo, di gestione, di coordinamento di tutti questi 10 servizi e anche il coordinamento di alcune figure di responsabili di staff che sono funzionali ai servizi. Faccio ad esempio la comunicazione, l'ufficio
risorse umane, l'ufficio bandi, l'ufficio acquisti, che aiutano i responsabili dei servizi che ho elencato prima a portare avanti gli obiettivi prefissati. Quindi diciamo insieme il CDA con una direzione, si danno delle linee programmatiche triennali che poi vengono declinate annualmente e quindi insieme si fa in modo che i servizi riescano a raggiungere gli obiettivi prefissati, mission sociale, quella economica, e quindi ci sia una sostenibilità dell'intera cooperativa. Come coniughi la sostenibilità economica della tua organizzazione con la sua missione sociale? Avete incontrato delle difficoltà? Ecco, un po' avevo accennato prima, allora diciamo che guardo anche un po' gli appunti che mi sono preso nel tempo, ci sono evidenziate delle difficoltà sicuramente. In parte sono anche state risolte grazie a questo assetto che vi ho illustrato prima, nel senso che prima noi non eravamo organizzati come vi ho spiegato, illustrato, perché l'organo della direzione non c'era. Quindi c'era un consiglio di amministrazione, dei responsabili di servizio, dei referenti delle aree, però mancava un organo direttivo, diciamo il direttore, però noi l'abbiamo caratterizzato in 3 persone che hanno 10 ore ciascuno, quindi anche un organo democratico di confronto, eccetera. E questo un po' ha aiutato sicuramente a risolvere delle criticità. Ehm, Poi diciamo che attualmente riusciamo a coniugare abbastanza l'aspetto sia economico che quello della mission sociale, con tutti gli obiettivi che ci stanno dietro, l'inserimento lavorativo, la risposta alle persone fragili, anche nella parte A della cooperativa dei servizi, anche se in alcuni settori comunque è difficile perché non sempre dipendono esclusivamente dalla cooperativa. Faccio un esempio. Noi dipendiamo molto anche dal mercato perché le entrate, la maggior parte delle entrate della cooperativa, 65% sono da privato e non da pubblico. Molte volte, ad esempio, il settore del meccanico è influenzato dall'andamento del mercato, dall'andamento della produttività delle aziende che ci danno lavoro. Quindi spesso ci capita purtroppo di dover attivare una cassa integrazione perché non abbiamo abbastanza commesse. Quindi a volte un settore che può per circa 20, 30, anche 40 persone possono risentire di questo andamento e dobbiamo attivare degli strumenti previsti chiaramente per legge. Questa cosa non è sempre facile da gestire, anche se negli anni, anche di fronte a un periodo lungo di mancate commesse, la cooperativa si è sostenuta. Quindi anche nelle difficoltà, tutto sommato, siamo riusciti a tamponare grazie anche alla flessibilità dei lavoratori, che magari da un settore riusciamo a convertire per alcuni periodi dando lavoro in un settore diverso, grazie a andamenti diversi tra un settore e l'altro. Ecco. Quali sono i punti di forza dell'organizzazione? Allora, io ne ho elencati qualcuno, ma chiaramente dal mio punto di vista, ecco, però sicuramente abbiamo un capitale umano che è fondamentale, che abbraccia tutta una serie di valori importanti. C'è un senso di appartenenza alla cooperativa, alla sua storia. Abbiamo dei fondatori che ancora lavorano al Piccolo Principe in cooperativa e mi trasmettono anche il senso, il valore per cui è nata la cooperativa, su cui si fonda. E c'è sicuramente un altro fattore che è una buona organizzazione e devo dire che c'è anche un buon ricambio generazionale, quindi delle figure più giovani che negli anni sono entrate in cooperativa e piano piano si sono ritagliate uno spazio di responsabilità e quindi di fiducia reciproca all'interno della cooperativa stessa e questo dà molta possibilità anche di futuro, insomma, nella cooperativa, quindi questo sicuramente. Quindi questi fattori, direi. In che modo hanno influito i rapporti con le amministrazioni locali e con gli altri attori nel lavoro della tua organizzazione? Allora, direi sicuramente i rapporti sono molto positivi in generale. Noi siamo molto radicati nel territorio, per noi è uno dei valori più importanti,
e c'è un interesse reciproco tra il pubblico, noi, e direi poi anche il settore privato che riusciamo a intercettare nel rispondere ai bisogni del territorio. E quindi insieme cerchiamo sempre di domandarci quali sono i bisogni e come risolverli. Tante volte ci inventiamo progetti nuovi, idee nuove, settori nuovi, anche mettendoci un po' in difficoltà perché gestire tanti settori non è facile e anche a livello di costo generale nella gestione è oneroso perché devi sapere un po' tutte le leggi, sapere rispondere non so, alla sicurezza, alla comunicazione, cioè sono tanti fattori. Sicuramente a volte quel pubblico bisogna anche trovare delle mediazioni perché magari non sempre ci sono abbastanza risorse, eccetera, però diciamo che c'è sempre un dialogo abbastanza positivo, insomma, quindi costruttivo e positivo. Quindi, e siamo forse anche per questo riconosciuti come un interlocutore valido, credibile, per un interesse che va oltre, un interesse comune generale. Elenca tre parole che rappresentano la tua organizzazione. Non è facile, però diciamo che la democraticità è una delle parole importanti perché la cooperativa piuttosto a volte siamo un po' lunghi nel prendere una decisione, ma perché ci teniamo anche che ci sia una collegialità, un confronto interno anche a più livelli. E quindi questa è una parola secondo me importante che ci caratterizza. E poi la seconda, diciamo che noi siamo molto creativi, quindi la creatività è l'essere innovativi e quindi il creare cose nuove, il crearle bene, rispondere ai bisogni e siamo molto fantasiosi a volte, forse a volte anche troppo. E l'ultima è comunque la solidarietà. Siamo una cooperativa che guarda al bene del territorio e delle persone, e quindi questo aspetto è fondamentale per essere una cooperativa sociale come la nostra. Grazie. Prego, prego.